Oggi è la data zero per arrivare alla certificazione IGP Miele del Piave. Un riconoscimento per un prodotto tipico specchio della salute del nostro ambiente. Il comune di Spresiano pronto ad avviare l'iter per la certificazione IGP del miele. Anzitutto inizieremo con una delibera di giunta, poi dopo, unitamente a Coldiretti, APAT e agli organi interessati, stenderemo un disciplinare e poi seguirà l'iter burocratico per arrivare alla certificazione. Un riconoscimento che ha un obiettivo futuro ben preciso. Abbiamo pensato a una strada del miele, ma per arrivare alla strada del miele bisogna iniziare con la certificazione. Spero di arrivare fino a Limana, che è la città del miele, e quindi ecco, l'idea di partenza è sicuramente ambiziosa, però sono convinto che ci sia bisogno di progetti come questo. Non sarà solo un progetto turistico dal punto di vista enogastronomico, ma anche un progetto ambientale. Ricordiamo tutti l'importanza che hanno le api. L'annuncio del sindaco della Pieta durante un convegno dedicato all'apicoltura, occasione per ribadire l'importanza di questi insetti per la nostra sopravvivenza, e i dati che arrivano dagli osservatori sono incoraggianti grazie all'impegno degli apicoltori. Patrimonio apistico sia inalterato, anzi dobbiamo dire che quasi quasi sta aumentando il numero degli alveari e delle api nel territorio. Indica un buon livello di preparazione tecnica degli apicoltori e però segnala anche una collaborazione e un dialogo fra apicoltura e agricoltura.